Oggi casatiello, come tradizione vuole. Venite con me che lo facciamo insieme. Per l'impasto 500 g di farina 00, 500 g di semola rimacinata e 200 g di farina tipo 1. 600 g di acqua, fredda mi raccomando, 15 g di lievito e 20 g di sale. E aggiungeteci anche 100 g di strutto all'interno dell'impasto e un filo d'olio extravergine. Una volta pronto l'impasto lo facciamo lievitare in massa fino al suo raddoppio. Una volta raddoppiato iniziamo a stenderlo come sto facendo io, aiutandoci con un po' di farina. Una volta steso l'impasto, questo è per 2 casatielli, andiamo a spalmarci sopra un po' di strutto, senza esagerare, quanto basta. Pepe nero, pecorino e ora si va di salumi, prosciutto cotto, salame Napoli, pancetta e io ci metto la scamorza affumicata, ma potete utilizzare anche il provolone, quello che più vi piace. E qui la regola è sempre la stessa, quelle che ci mette, quelle ci trova, abbondate. E ora arrotoliamolo. Mi raccomando bello stretto quando lo arrotolate. Una volta arrotolato ci andiamo a spalmare un po' di strutto all'interno del ruoto, ci dividiamo in 2 l'impasto e ci siamo. Guardate che bello. E come tradizione vuole, sul casatiello ci vanno 4 uova crude e mi raccomando, conservatevi un pezzetto di impasto. Facciamo la gabbietta intorno alle uova. Siamo pronti, guardate che bello. Lo lasciamo crescere un paio di ore, coperto con un panno umido e poi subito in forno. Siamo pronti per infornarlo, 175 gradi, 45-50 minuti. Andiamo. 45 minuti sono passati e il casatiello è pronto, guardate che spettacolo. Ora lo facciamo raffreddare e ce lo mangiamo tutto.